Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Amministrazione straordinaria per la Lukoil di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. Lo ha stabilito il decreto legge sulla tutela degli interessi nazionali nei settori produttivi strategici, approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La Premier Giorgia Meloni esprime soddisfazione per l'approvazione, una norma, sottolinea, con la quale il governo interviene per garantire la continuità del lavoro nella raffineria ISAB di Priolo, che impiega con l'indotto circa 10.000 persone. E sul provvedimento in favore della raffineria siracusana è intervenuto anche il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che si è dichiarato soddisfatto della rapidità di intervento messa in atto per la questione ISAB. Al governo nazionale e al ministro Adolfo Urso in particolare desidero esprimere il mio apprezzamento e plauso per la pronta soluzione adottata con il decreto che di fatto salva la Lukoil, ha detto Schifani, che poi ha aggiunto: la Regione farà la propria parte accanto al Governo nel mettere in atto tutte quelle misure e iniziative volte ad agevolare e garantire la sopravvivenza dell'impianto e i livelli occupazionali a rischio. Adesso nel catanese di Georgeta Ancuta Pop, romena di 43 anni, il corpo della donna trovata uccisa nella serata di ieri a colpi di arma da fuoco in un casolare nelle campagne tra Belpasso e Paternò. Il cadavere è stato trovato da alcuni operai dell'azienda agricola per cui lavorava. La vittima era risultata irreperibile al cellulare, portando alcuni colleghi a recarsi nella sua abitazione, che si trova dentro il comprensorio dell'azienda, ritrovandola senza vita. In chiusura, i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani, che hanno dato esecuzione alla misura cautelare del sequestro preventivo delle quote di una società trapanese che gestisce in città un noto cantiere navale ed un'annessa struttura ricettiva. Il provvedimento è scattato nei confronti del titolare di una ditta individuale, risultata inosservante agli obblighi di versamento di imposte per oltre 1.900.000 euro e poi dichiarata fallita. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.